Maltempo, 200 interventi tra Veneto e Friuli per il vento. Dagli alberi ai pali la maggior parte dei danni nel veneziano. Sul Monte Rest nel Pordenonese raffiche a 147 km all'ora e l'allerta resta fino alla mezzanotte di domani. Non solo vento e pioggia, neve fuori stagione tra l'altopiano di Asiago, il Bellunese, i Colli Euganei, scenario suggestivo ma anche disagi al traffico. Bimbi costretti a mangiare con le forchette infilate a forza in bocca, tanto da arrivare a vomitare, piccoli, picchiati e minacciati. Pesante accusa una 65enne maestra d'asilo di Verona, chiesto il rinvio a giudizio. Operaio vicentino si finge un ragazzino e adesca una 11enne. I genitori scoprono la chat e denunciano, operaio di 36 anni arrestato. Clienti fatti inginocchiare e minacce alla cassiera con la pistola, individuati gli autori di una violenta rapina a una sala slot di Villorba, sono gli stessi già in carcere per le rapine nei supermercati del Padovano. Insulti sessisti sui social contro la consigliera regionale del Partito Democratico, alla quale è stata addirittura augurato uno stupro. La denuncia e la solidarietà bipartisan. Annunciata questa mattina una mobilitazione per la pace a Padova, l'appuntamento lunedì sera, attese centinaia di persone. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione regionale dei nostri telegiornali e dunque partiamo dal maltempo di queste ore, maltempo che in tutto il Veneto ha richiesto oltre 160 interventi da parte dei vigili del fuoco nel territorio. A essere più colpito il veneziano con i danni maggiori a Mestre e Chioggia. Il vento è stato bello importante sia stanotte che anche stamattina. Ecco. Gli allagamenti e numerosi disagi, soprattutto nel sud del veneziano, dove si registrano i danni maggiori. Per noi, per fortuna, solo qualche pianta rovesciata, un po' di sedie e tavoli spostati, però niente di grave. A Chioggia diverse strade si sono trasformate in veri e propri corsi d'acqua, tanto da costringere il comune a sospendere il mercato cittadino. A causa delle forti raffiche di vento, sempre a Chioggia, ha ceduto pure il muro di questa vecchia struttura, fortunatamente non abitata né frequentata, qui in via del Boschetto, con l'area ora messa in sicurezza. A cedere anche la segnaletica pericolante circostante. Problemi pure lungo la Romea, dove rami spezzati hanno rallentato la circolazione. A Mestre in particolare i danni ingenti, soprattutto qui al polo nautico, al circolo del tennis e canottieri club, dove il vento e la forte pioggia hanno fatto letteralmente cadere, abbattendo alcuni dei capannoni che coprono i campi da tennis. Qui a San Giuliano alcuni ambienti sono finiti sott'acqua, con le tensostrutture che coprono i campi da tennis letteralmente abbattute dalle forti raffiche di vento. Ciò che lei vede, no, che sembra tutto fuori uso, si è partito tutto quanto, per fortuna quello ha resistito, questo invece è dato giù, adesso bisogna cercare di sistemarlo e speriamo bene. A causa del maltempo divelti anche teloni e arredi. Quello caduto è questo, che però dentro abbiamo due campi che c'è dentro sto capannone e là purtroppo speriamo quando chi tira su che non si sia rotto i lampioni che qui costa Skei. Rallentamenti e disagi anche la circolazione dei treni sulla linea Trieste-Venezia nei pressi di Venezia Mestre per danni causati dal maltempo, con ritardi fino a 50 minuti, cancellazioni e limitazioni di percorso sia per i regionali che per Intercity e alta velocità. Mentre in centro storico plateatici con tavoli e ombrelloni sono stati trascinati via. Le previsioni tuttavia lasciano spazio a un miglioramento nel fine settimana, con nuvole e pioggia che dovrebbero lasciare spazio al ritorno del sole. Dobbiamo accettarli come sono, sperando che vengano meno spesso. E oltre 40 interventi anche nel Bellunese per il maltempo, con particolare concentrazione nelle aree della Gordino e della Val Belluna. Le operazioni dei Vigili del Fuoco hanno riguardato complessivamente la rimozione di 20 piante abbattute dal vento sulla viabilità pubblica e la messa in sicurezza di 5 dissesti statici, tra cui lamiere e coperture pericolanti che rappresentavano un pericolo per l'incolumità pubblica. Le raffiche continuano a causare danni a coperture e strutture dove il personale è impegnato nelle operazioni naturalmente di messa in sicurezza.
Problemi anche nel Pordenonese. Qui le raffiche di vento hanno raggiunto addirittura i 147 km/h sul Monte Rest, oltre 25 gli interventi dei vigili del fuoco, anche qui per piante cadute e strade chiuse. Anche a Pordenone nelle scorse ore l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile ha causato disagi in tutta la provincia con la caduta di alberi e strade bloccate a causa di forti raffiche di vento. In totale sono stati oltre 25 gli interventi d'emergenza in tutta la provincia. Il punto di massima criticità è stato registrato sul Monte Rest, dove le raffiche di vento hanno toccato i 147 km/h. Sebbene inizialmente per un guasto tecnico i sensori avessero segnalato un dato record di oltre 200 km/h, successivamente rettificato dalla Protezione Civile. A Castelnuovo del Friuli la situazione più critica si è registrata sull'ex strada provinciale 22, inizialmente dai vigili del fuoco nel tratto compreso tra il bivio Celante e il bivio Martiners, a causa della caduta di un grosso albero sulla carreggiata, successivamente ripristinata. La viabilità è rimasta comunque garantita attraverso le deviazioni per Celante verso Manazzor, Pinzano al Tagliamento e Clauzzetto, dove è anche saltata la corrente per diverse ore. Disagi pesanti si sono verificati anche a Borgata Braida, dove un albero si è abbattuto sui fili elettrici interrompendo l'erogazione dell'energia per tutta la mattinata. Problemi simili sono stati segnalati in Val d'Arzino tra via Carluzzo e Pielungo, dove le utenze sono rimaste isolate a lungo. Nel comune di Brugnera il sindaco è dovuto intervenire con un'ordinanza specifica per il parco di Villa Varda, dove il vento ha abbattuto diverse piante nei 18 ettari dell'area verde. La forestale regionale e gli operai comunali sono attualmente impegnati nelle manutenzioni straordinarie con l'obiettivo di ripristinare la sicurezza e riaprire il parco entro il mezzogiorno di domani. Anche nei centri abitati la forza delle correnti ha creato scompiglio rovesciando numerosi bidoni dei rifiuti stradali, fortunatamente senza alcun danno a persone o strutture. Nella zona industriale di Maniago un semaforo è rimasto storto a causa delle forti raffiche di vento. In via Portogruaro si è registrato il cedimento di un palo della corrente, mentre nel tratto tra Meduno, Spilimbergo e Maniago si segnalano cadute di sassi e alberi che hanno rallentato il traffico. Uno scenario che si completa anche con il ritorno della neve sulla località di Piancavallo. E neve e gelo, vento forte e danni anche tra il Grappa e le Prealpi. Per il calendario la primavera è arrivata da qualche giorno ormai, ma le stagioni non guardano certo a queste formalità e così l'inverno si è ripresentato con tutti i suoi crismi, dal crollo delle temperature fino alla neve a quote molto basse. Questa è un'ondata di freddo, diciamo, eccezionale, però la mettiamola tra virgolette, perché comunque per essere fine marzo è molto più normale avere la neve di oggi a 800 metri rispetto ai 19-20 gradi che avevamo fino a qualche giorno fa, insomma, di massima. Quindi è arrivata la neve fino a quote medio-basse, intorno ai 600-700 metri. Sul Grappa gli accumuli sono di qualche decina di centimetri e vanno a sommarsi alla neve già presente da settimane. Sull'altopiano i paesi si sono svegliati sotto una coltre bianca da Asiago a Gallio, con una spanna di neve quasi dappertutto, fino a quote collinari. Idem per le Prealpi sopra Recoaro. Assieme alla neve è arrivata anche tanta pioggia in pianura, con 50 mm in alcune zone e soprattutto il forte vento. Sono state registrate delle raffiche di vento, il dato che colpisce di più sono i 106 km/h di raffica questa notte a Cima Grappa, ma abbiamo avuto qualche folata importante anche nella zona di Recoaro e comunque un po' in generale in tutta la pedemontana. Ne sanno qualcosa al rifugio Bertagnoli sui monti sopra Crespadoro, dove il vento ha divelto strutture e creato parecchi problemi. Messa in archivio la nevicata e le folate di vento, resta da capire che cosa accadrà adesso. E i rischi non sono finiti. E dei prossimi giorni ci sarà sicuramente un miglioramento del tempo. Avremo un weekend che sarà buono, con temperature che saranno anche in ripresa, quindi con valori diurni oltre i 15-16 gradi. E le minime però attenzione, perché in caso di cieli sereni e scarsa ventilazione si avvicineranno di nuovo agli 0 gradi, quindi possibili brinate ancora anche in pianura. E maltempo sui colli euganei, anche qui neve, fenomeno insolito in primavera, non accadeva davvero da moltissimo tempo. Il
Il colpo di coda dell'inverno annunciato dalle previsioni meteo ha portato un'inaspettata neve sui colli Euganei. I fiocchi di nevischio hanno imbiancato il Monte Venda, la cima più alta dell'area collinare. Le immagini di Luca Tecchiato, meteorologo amatoriale, hanno ripreso la spolverata a quota 550 metri. I fiocchi di neve misti a pioggia sono scesi di primo mattino anche in alcune aree della pianura dei colli Euganei sopra Castelnuovo. La pioggia, iniziata ieri sera su tutta la provincia, ha portato un abbassamento delle temperature dopo l'assaggio di primavera dei giorni scorsi. I vigili del fuoco sono stati impegnati in 6 interventi, soprattutto nella bassa padovana, a causa del forte vento. A Boara Pisani un albero è caduto in viaggio ed è stato rimosso dalla protezione civile e dalla polizia locale in poco tempo, rendendo la strada percorribile già in prima mattinata. A Galzignano Terme nella notte invece il vento ha fatto cadere un vecchio palo di legno dell'Enel, ripristinato in poco tempo dopo la segnalazione dei vigili del fuoco. Non ha provocato guasti all'energia elettrica. L'ondata di maltempo dovrebbe concludersi oggi e già da domani le temperature dovrebbero rialzarsi. Segue in Veneto fino alla mezzanotte di domani la fase operativa di attenzione per vento forte sulle zone montane e pedemontane, fase che potrà essere riconfigurata a livello locale in preallarme o allarme in base all'effettiva intensità del fenomeno. Il meteo regionale segnala la presenza di venti spesso forti in quota dai quadranti settentrionali, raffiche di foni in alcune valli, a tratti sulla pedemontana. Il centro valanghe di Arabba ha emesso un bollettino di previsione nevicate valido da oggi a tutto sabato che indica una quota neve tra 700 e 1000 metri su Alto Agordino, Medio-Basso Agordino, Cadore, Comelico, Dolomiti Ampezzane e Prealpi Bellunesi, quindi massima attenzione. Lasciamo l'ampia pagina di maltempo, parliamo del nuovo caso di bimbi costretti a subire maltrattamenti. Siamo nel Veronese, bambini di un asilo costretti addirittura a mangiare con le forchette infilate in bocca tanto da arrivare a vomitare. Per una maestra 65enne è stato chiesto il processo. Ad appena un mese dall'inchiesta della Procura di Verona che ha portato alla chiusura di un asilo nido e all'interdizione di 5 maestre, emerge un altro caso in una scuola dell'infanzia della città scaligera. È stato infatti chiesto il rinvio a giudizio per una maestra della materna accusata di aver maltrattato per quasi 2 anni i bimbi che le erano stati affidati. Stando alle pesantissime accuse, la 65enne si sarebbe accanita in particolare contro una decina di bambini, tutti di un'età compresa tra i 2 e i 6 anni. Oltre a gridare contro i piccoli, inveendo e minacciandoli, la donna si sarebbe anche resa protagonista di episodi violenti. Quando un bimbo diventava ingestibile, ad esempio, secondo le indagini della procura, lo bloccava a terra e vi si sedeva sopra, oppure lo teneva fermo contro il muro con dei cuscini da palestra, o ancora lo rinchiudeva in una stanza da solo per punirlo. La maestra inoltre avrebbe tirato i capelli ai bimbi, li avrebbe picchiati con schiaffi e botte in testa e talvolta avrebbe anche impedito loro di andare in bagno. Al momento del pranzo, infine, li avrebbe forzati a mangiare infilando loro la forchetta in bocca mentre piangevano, tanto da arrivare a farli vomitare. E poi c'è una brutta storia che arriva dal Vicentino, un operaio che si è finto un adolescente per adescare una bambina di appena 11 anni sul web ed è stato arrestato. Lui si presenta come un 17enne di Milano, ma i mari di internet sono infestati da corsari che si fingono quel che non sono e lui infatti non ha 17 anni e non è di Milano. Sarebbe un 38enne vicentino che sotto mentite spoglie avrebbe agganciato una ragazzina di 11 anni sui social. A quanto risulta l'uomo, usando nomi e foto finte, avrebbe tentato di instaurare con la bambina una relazione sentimentale e dopo aver guadagnato la sua fiducia avrebbe anche ottenuto delle foto intime della giovanissima. Non ci sarebbero invece stati tentativi di incontrarla. A quanto risulta, i genitori della bambina hanno scoperto la chat in cui era stata adescata la figlia. Immediatamente hanno denunciato l'accaduto, segnalando agli investigatori della polizia di Rimini l'attività del sedicente 17enne. La polizia postale ha identificato l'uomo. Si tratterebbe di un operaio vicentino che vive con i genitori. Gli investigatori hanno sequestrato il telefono dell'indagato, su cui sarebbe stato trovato materiale probatorio a sostegno delle ipotesi investigative. Sulla base degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica di Bologna ha chiesto e ottenuto dal GIP un'ordinanza di custodia cautelare. Per il 38enne vicentino sono stati disposti gli arresti domiciliari. E ora l'esito per una rapina in sala slot nel Trevigiano, clienti fatti inginocchiare, pistola puntata alla testa, identificati i malviventi di una violenta rapina a Villorba.
Armati di pistola con il volto travisato da passamontagna, pronti a tutto. 2 malviventi avevano fatto irruzione nella sala slot Admiral a Villorba il 15 novembre 2025. Una rapina efferata, avevano fatto inginocchiare i clienti, poi puntato l'arma verso la commessa, gli avevano intimato di consegnargli il denaro in cassa, un bottino di circa 1.300 euro. Poi la fuga con un'auto rubata poche ore prima, sempre a Villorba. Prima di scappare, i 2 malviventi avevano chiuso le persone presenti all'interno di uno sgabuzzino del locale. I carabinieri della stazione di Villorba sono riusciti a identificare i rapinatori. Si tratta di 2 pregiudicati di 41 e 48 anni, entrambi residenti a Castelfranco Veneto. Siamo arrivati a loro tramite alcune tecniche investigative diciamo innovative. Abbiamo preso dei filmati di videosorveglianza e abbiamo fatto delle perizie anche di tipo antropometrico per poter risalire ai soggetti di cui chiaramente avevamo già un'idea e poter avere poi la conferma che fossero loro i 2 autori del reato. I 2 si trovano già rinchiusi in carcere a Padova per una serie di rapine ammesse a segno in varie province del Veneto e in Lombardia. Il loro modus operandi era consolidato. Nel mirino anche diversi supermercati. I carabinieri, dopo gli accertamenti, hanno fatto scattare le perquisizioni nelle abitazioni dei 2 soggetti. In particolare è stato trovato l'abbigliamento che corrisponde a quello che indossavano i 2 autori della rapina nel corso appunto dell'evento di novembre del 2025. In più è stato trovato un strumento da scasso che serve per aprire alcuni tipi di autovetture, in particolare loro prediligevano un tipo di autovettura, un tipo di utilitaria, e un dispositivo cosiddetto jammer che serve a inibire eventuali microspie, eventuali altri dispositivi elettronici che poi noi utilizziamo di solito per le captazioni investigative. Non solo, è stata anche trovata una pistola scacciacani priva del tappo rosso. I 2 sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 23 marzo dalla Procura di Treviso proprio per la rapina avvenuta a Lancenigo. Potrebbero essere responsabili di altri colpi. L'attività svolta a Padova più la nostra fanno capire sicuramente che sono sospettati di essere responsabili, quantomeno autori di più colpi, e stiamo approfondendo per vedere se la loro responsabilità può essere allargata anche ad altri eventi. E ora i momenti di tensione che si sono vissuti al pronto soccorso dell'ospedale L'Angelo di Mestre, aggredita e ferita una guardia giurata. Ennesima aggressione all'alba al pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo di Mestre nel Mirino, stavolta non il personale medico bensì una guardia giurata che intorno alle 5:30 del mattino ha sorpreso una persona con problemi di tossicodipendenza all'interno dei bagni della struttura mentre si stava iniettando una dose di stupefacente. Purtroppo ne registriamo continuamente, non solo nella nostra azienda ma anche nelle altre aziende. Noi lavoriamo molto con i sanitari, con le forze dell'ordine anche per attenzionare e anche rispondere in maniera precisa e puntuale a quello che succede nelle nostre aziende sanitarie e per tutelare i nostri lavoratori. Alla vista dell'addetto alla sicurezza, l'uomo ha reagito con violenza, scatenando una colluttazione. La guardia giurata è stata aggredita e ha riportato alcune contusioni, rendendo pure necessario l'intervento del personale sanitario. Sul posto intervenute anche le forze dell'ordine per riportare la situazione alla calma e identificare il responsabile. Purtroppo è un fenomeno che non sta dimostrando un calo, ma anzi un'aggressività continua, forse anche frutto di una esasperazione che a volte avviene quando si ha una malattia, quando si arriva in un luogo si vorrebbe essere subito presi in cura, però sappiamo bene che negli ospedali ci sono delle priorità da rispettare quando uno arriva nei nostri pronti soccorsi e quindi chi arriva deve anche arrivare con questo spirito insomma, di collaborazione. L'episodio riaccende l'attenzione sulle condizioni di sicurezza nel pronto soccorso, sempre più spesso teatro di tensioni e aggressioni ai danni del personale in servizio. E quindi credo che tutti assieme, se lavoriamo anche per far capire quanto sia importante il rispetto degli altri, insomma, faremo un'opera sicuramente meritoria. Un uomo di Tiene è finito in ospedale per aver assunto la droga nota come polvere di scimmia, facilmente reperibile sul web ma dalle ripercussioni potenzialmente devastanti per l'organismo.
È arrivato il pronto soccorso di Sant'Orso in stato di forte agitazione, con euforia e alterazioni comportamentali evidenti. Protagonista un uomo di 58 anni residente a Thiene, che ha assunto una sostanza acquistata sul web nota come Monkey Dust, una droga chimica con effetti stimolanti simili alle anfetamine o alla cocaina, ma con conseguenze spesso imprevedibili. Da tutta una serie di effetti tipo pressione alta, euforia, allucinazioni. Può dare tachicardia, pressione alta, dilatazione delle pupille ed è sicuramente da tenere in monitoraggio dal punto di vista dei parametri vitali e di alcuni parametri laboratoristici, insomma, per mandare a casa poi in sicurezza la persona. La cosiddetta polvere di scimmia era già arrivata anni fa nel Bassanese, con alcuni casi approdati in pronto soccorso, poi era sparita. Ma adesso è facilissimo trovarla sul web e il rischio di trovarsi di fronte a droghe sintetiche tanto semplici da acquistare quanto imprevedibili nelle ripercussioni per la salute. Basta avere una carta di credito e qualsiasi cosa, legale o illegale, è assolutamente raggiungibile tramite il web. Vi dico la verità che poi dal punto di vista anche delle analisi di laboratorio per rilevare questo tipo di sostanze, essendo delle molecole sintetiche, vengono sintetizzate con tipologie diverse e nel giro di 10 giorni il kit per rilevare una certa sostanza può non rilevare quella che è stata creata 10 giorni dopo. Quello delle droghe online è un mercato in continua espansione ed evoluzione e i medici richiamano tutti a una maggiore attenzione e a informarsi su quanto sta succedendo nel mondo delle sostanze stupefacenti. Le cui zone d'ombra non sono mai troppo lontane dalla luce della quotidianità. Credo che serva un maggiore investimento dal punto di vista dell'informazione della popolazione sui possibili effetti collaterali, sia a breve che a lungo termine, di tutte queste sostanze. Insulti sessisti e minacce anche di stupro. La segretaria del Partito Democratico Veneziano Monica Sambo ha reso noti diversi messaggi che le sono arrivati via social e ora partiranno le denunce. Quelli che vedete sono solo alcuni dei commenti sessisti e violenti in alcuni casi che ho ricevuto in questi giorni nei social. Ha scelto di condividere e rendere pubblici gli insulti sessisti e violenti, le minacce, perfino gli auguri di violenza sessuale ricevuti via social in questi giorni. Monica Sambo, consigliera comunale e regionale, segretaria del Partito Democratico di Venezia. Un campionario desolante di frasi pesantemente ingiuriose, riferirle in televisione magari con perifrasi che limitandone la volgarità rendano l'idea del loro sconfortante retroterra culturale impossibile. Monica Sambo le ha comunque volute rendere pubbliche proprio attraverso i suoi social. Purtroppo non è la prima volta che accade e purtroppo non accade solo a me, succede a tantissime donne, soprattutto impegnate in politica. Ovviamente mi rivolgerò alle autorità competenti, ma è importante denunciare perché questo tipo di comportamenti non vanno normalizzati. Una violenza vile e inaccettabile che va condannata senza esitazioni, l'ha definita Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico e candidato sindaco a Venezia. Un tentativo vergognoso di intimidire, zittire e umiliare, ma pochi odiatori, ha concluso, non possono inquinare la discussione pubblica né scoraggiare chi fa politica con serietà e passione. Per il vice segretario del Partito Democratico veneziano Danny Carella non è possibile che nel 2026 ci sia ancora gente che davvero creda di potersi permettere di agire in questo modo restando impunito. Carella invita tutti a fare quadrato attorno a Monica Sambo e a tutte le persone che sono vittime di queste espressioni becere, come di recente è accaduto anche all'assessore comunale uscente Paola Mar. Per il Partito Democratico di Venezia è ora di dire basta. La società di oggi non può permettersi di sentirsi ancora aggredita da queste frasi, si legge in un comunicato che si chiude con un ultimo appunto. È bene che questi pavidi conigli, più che leoni da tastiera, sappiano che ad azione corrisponde conseguenza, anche legale. Una lavoratrice incinta rimasta senza lavoro accade alla Epta Costan di Limana, dove il mancato rinnovo di un contratto di somministrazione accende lo scontro tra sindacato e azienda. La FIOM provinciale parla di una scelta grave e chiede spiegazioni.
Una lavoratrice in gravidanza e un contratto che non viene rinnovato. Succede a Limana, nello stabilimento Epta Costan. Il caso fa esplodere la polemica. A denunciarlo è la FIOM CGIL di Belluno, con il segretario Stefano Bona, che parla di una decisione formalmente legittima ma profondamente ingiusta. Per il sindacato si tratta di un episodio che colpisce una lavoratrice in uno dei momenti più delicati della vita, la maternità, e che appare in netto contrasto con i principi di parità di genere che l'azienda dichiara pubblicamente. Proprio intorno alla giornata della donna erano state promosse campagne e iniziative interne dedicate al valore del lavoro femminile, ma, sottolinea la FIOM, alle parole non sarebbero seguiti i fatti. E pesa anche un precedente. In altre occasioni i contratti di lavoratrici in gravidanza sarebbero stati rinnovati. Da qui le domande del sindacato. Perché questa volta no? Hanno pesato le esigenze produttive più dei diritti? La FIOM chiede un passo indietro da parte dell'azienda, chiarimenti immediati e garanzie per il futuro. Una vicenda che riapre con forza il tema della tutela delle donne sul lavoro, perché anche quando il licenziamento non c'è formalmente, restare senza rinnovo può significare di fatto perdere tutto proprio nel momento più fragile. Mobilitazione per la pace a Padova, l'appuntamento lunedì sera. La città si spegne per far posto al silenzio e al buio. Il cammino di pace attraverserà Padova lunedì sera 30 marzo. Iniziativa organizzata dal Coordinamento Uniti per la Pace vuole lanciare un messaggio alle istituzioni proprio attraverso i simboli del silenzio e del buio. Uniti per la Pace raduna tutte le sensibilità, non solo quelle cattoliche, tutte. E infatti tutti siamo uniti da questo desiderio, il desiderio di pace, che esprimiamo principalmente col silenzio e col buio. La città ci accoglierà nel buio, la guerra porta nelle tenebre, la guerra porta in un abisso oscuro, e questo lo diciamo simbolicamente con la città spenta. L'appuntamento alle 20:15 davanti a Palazzo Moroni, centinaia e centinaia le adesioni già arrivate ai promotori che uniscono associazioni, sindacati, onlus e tanta parte della società civile e del terzo settore. Nessun simbolo politico di parte, solo bandiere della pace ammesse al cammino. Prima i saluti dell'assessore Venciolini e del vescovo di Padova. Il suono della campana della Torre degli Anziani sancirà l'inizio del cammino, che vedrà eccezionalmente spegnersi le luci della centralissima via Roma. Il corteo poi arriverà in Prato della Valle. In Prato della Valle ci sarà un momento in cui ci metteremo intorno a Prato della Valle e noi invocheremo la pace, grideremo pace, applaudiremo alla pace, perché è questo che bisogna fare. Sono azioni piccole ma bisogna farle. Convoglieremo poi il corteo verso Santa Giustina con l'intervento del professor Zaccaria, e quindi di là lanceremo ulteriormente il messaggio di pace. Tra l'altro è molto importante questo evento di lunedì, perché è la società civile che dal basso sta dicendo smettetela. L'abbraccio di Prato della Valle sarà il momento clou, con un grido di pace per scuotere le istituzioni e chiedere al governo impegno per una riapertura dei tavoli internazionali per risolvere i conflitti in atto. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Venezia, subito le previsioni del tempo. Arrivederci.